Cari amiche e amici di Un Sorriso in Più Femini, buongiorno. Sono Simone e vi do il benvenuto alla rubrica settimanale sportiva con gli eventi del weekend appena trascorso. Parlando subito del massimo campionato italiano, l'Inter è riuscita a vincere 3-0 contro il Genova, una vittoria chiara e netta che dà un segnale molto forte al campionato perché adesso sembrano non fermarsi più. L'Inter è riuscito a vincere grazie al solito Romelu Lukaku che con un gol e un assist ha trascinato la sua squadra alla vittoria. L'altra partita molto importante del weekend è stato il big match tra Roma e Milan, una partita molto combattuta, piena di occasioni, che ha visto vincere il Milan 2-1, una vittoria fondamentale per quanto riguarda il Milan, perché oltre che cercare di rimanere attaccata nella sfida scudetto con l'Inter, guadagna punti preziosi in chiave Champions, che è l'obiettivo della squadra dell'allenatore del Milan, Pioli. Il Milan ha conquistato questa vittoria dopo gli ultimi passi falsi contro Spezia e Inter, nonostante però durante la partita abbia perso per infortunio il suo giocatore principale Zlatan Ibrahimovic, oltre che Çalhanoğlu e Rebic. Una squadra che invece non è riuscita a dare un segnale importante in vista del campionato è proprio la Juventus, che ha ottenuto l'ennesimo pareggio contro un buon Verona. Non è bastato il gol di Cristiano Ronaldo, infatti la partita è finita per 1-1 e adesso la Juventus vede scappare le due milanesi che sono in testa alla classifica e si ritrova a meno 10 punti dalla vetta. La Juventus spera di recuperare per le prossime partite giocatori importanti come Chiellini, Dybala e Morata che in questo periodo stanno mancando e proprio per questo la squadra ne risente, dato che adesso arriva il momento più importante della stagione, ovvero si va verso la parte finale del campionato e in più si giocano tutte le coppe. Infatti proprio la Juventus dovrà giocare settimana prossima la gara di ritorno contro il Porto. Per quanto riguarda invece le altre partite di Serie A, oltre alla vittoria netta dell'Inter, che dimostra la sua supremazia al momento in campionato, abbiamo Udinese-Fiorentina che ha visto vincere l'Udinese per 1-0. Napoli-Benevento che ha visto vincere il Napoli per 2-0 grazie al gol del rientrante Dries Mertens. Poi inoltre troviamo Spezia-Parma che è finito con un punteggio di parità pari a 2-2. Bologna-Lazio che ha visto vincere il Bologna per 2-0. Verona-Juventus che è finita in parità per 1-1. Roma-Milan che ha visto vincere il Milan per 2-1, Sampdoria-Atalanta che ha visto vincere l'Atalanta per 2-0 ed infine Crotone-Cagliari, sfida a salvezza che ha visto vincere il Cagliari per 2-0 e che ha portato all'esonero dell'allenatore del Crotone, dato che la squadra si trova attualmente ultima in campionato. Parlando invece di coppe europee, questa settimana hanno giocato la Champions League, la Lazio che ha affrontato la squadra più forte attualmente in Europa, ovvero il Bayern Monaco, e purtroppo non è riuscita a portare a casa un punteggio favorevole a sé, ma ha perso la sfida per 4-1, quindi la qualificazione al momento risulta altamente improbabile. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, ha giocato contro il Real Madrid, che aveva molti assenti, ha giocato una grande partita,
con personalità, però purtroppo è stata condizionata da un'espulsione nei primi minuti, potremmo dire ingiusta perché non è stata corretta come espulsione e ha condizionato un po' la partita. Nonostante ciò è riuscita a subire solamente un gol in modo tale che al ritorno potrà provare la rimonta. Quindi l'Atalanta ha perso 1-0 contro il Real Madrid. Per quanto riguarda invece l'Europa League, il Milan è riuscito a pareggiare 1-1 con la Stella Rossa e a guadagnarsi quindi la qualificazione agli ottavi di finale, dove poi giocherà contro il Manchester United, la squadra probabilmente più forte all'interno della competizione. Non ha avuto un sorteggio fortunato, ma sicuramente proverà a qualificarsi comunque. Mentre l'altra squadra che si è qualificata in Europa League è la Roma, che ha vinto 3-1 contro lo Sporting Braga e aveva già vinto anche all'andata, e quindi giocherà agli ottavi di finale contro lo Shakhtar Donetsk. Mentre invece il Napoli aveva perso l'andata e al ritorno ha vinto, ma la vittoria non è bastata per qualificarsi. Quindi il Napoli è stato eliminato dalla competizione. Per quanto riguarda invece gli avvenimenti che ci saranno nella prossima settimana, ci aspettano due partite di campionato, essendo che ci sarà il turno infrasettimanale, ovvero già domani e dopodomani giocherà la Serie A, oltre che come al solito nel weekend, mentre la settimana ancora successiva invece torneranno anche il ritorno delle coppe europee, ovvero della Champions League. Quindi ci aspetta un finale molto intenso di stagione, sia per quanto riguarda le competizioni europee che per quanto riguarda il campionato di Serie A. Siamo curiosi di vedere se le milanesi riusciranno a rimanere in vetta alla classifica e soprattutto se qualcuno riuscirà ad inseguire l'Inter, che al momento sembra veramente inarrestabile, grazie anche all'aiuto del suo tecnico Antonio Conte. Per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto la prossima settimana con la solita rubrica settimanale sportiva. Ciao!